E se il complesso del laboratorio non fosse mai stato costruito a Tarkov, l'intera guerra sarebbe completamente diversa. Senza ricerche mediche e militari avanzate, i PMC non avrebbero motivo di combattere. Niente più caccia a tecnologie segrete o equipaggiamenti sperimentali. La società di Tarkov si baserebbe sulla pura sopravvivenza. Bende e antibiotici diventerebbero più preziosi delle armature migliori. I scav dominerebbero, raccogliendo solo il necessario per vivere. USEC e Bear, senza competizione per l'accesso al lab, potrebbero collaborare. Le fazioni si unirebbero contro la fame e le radiazioni. Niente più quest per recuperare dati segreti o campioni biologici. Solo missioni per trovare cibo, acqua e medicine di base. Il laboratorio non è solo una mappa, è il cuore corrotto che alimenta ogni conflitto di Tarkov. Seguimi su Twitch Capitano TTV.